Il sommario di questa settimana, Stati Generali per Deon, una convocazione attesa. Accordi per il credito, split payment attese dall'Unione Europea ed infine innovazione digitale, se ne parla il 15. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Finalmente sono stati convocati gli Stati Generali della provincia di Belluno per martedì 14, che da parecchio tempo e a più riprese il presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, ha chiesto. Una convocazione, precisa il presidente Deon, che aspettavamo per poter mettere nero su bianco le giuste rivendicazioni della nostra provincia nei confronti del governo nazionale e regionale. La specificità di Belluno resta la centralità della questione. Una cosa è certa, bisogna che da Venezia diano le risorse necessarie per la sua attuazione. Non ci sono alternative. È stato firmato nei giorni scorsi l'accordo per il credito 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni d'impresa, Confartigianato compresa. L'intesa permette di sostenere le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese. 3 le linee di intervento contenute nell'accordo. La prima prevede la sospensione della quota capitale delle rate di mutui e di leasing e l'allungamento dei piani di ammortamento dei mutui e delle scadenze del credito a breve termine. La seconda è destinata a finanziare i progetti imprenditoriali e ha una dotazione di 10 miliardi. La terza è dedicata a sostenere lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Per tutti i dettagli restano a disposizione gli uffici di Belluno e Feltre del Consorzio regionale di garanzia per l'artigianato. Per le imprese ci sono ancora speranze perché possa essere rivisto lo split payment, il meccanismo per cui gli enti pubblici versano direttamente allo Stato l'imposta sugli acquisti di beni e servizi e non alle aziende fornitrici, e le speranze stanno nell'Europa. Le azioni di protesta a Bruxelles di Confartigianato e di Anaepa Confartigianato, mirate a denunciare che l'Italia ha applicato il provvedimento senza aspettare il necessario parere di Bruxelles, trattandosi di una misura di deroga in materia di IVA, giusto in questi giorni hanno portato una precisazione dagli uffici del commissario dell'Unione Europea per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, Pierre Moscovici. La nota ribadisce infatti che qualsiasi provvedimento di deroga in merito di IVA può essere legittimamente applicato in uno Stato membro soltanto dopo che il Consiglio europeo ha adottato una proposta della Commissione a tale riguardo. E al momento il Consiglio europeo non si è ancora espresso, da qui il rilancio delle speranze delle aziende interessate. L'innovazione digitale è il tema dell'incontro che si terrà mercoledì 15 aprile a partire dalle ore 18 presso la sala riunioni del Centro Consorzi a Sedico, nell'ambito della Scuola per Dirigenti 2014-2015 di Confartigianato Belluno. Interverranno Enrico Cancino, direttore Craca, e Michele Taro, direttore del Centro Consorzi, dopo il saluto del vicepresidente di Confartigianato Imprese Belluno, Dario Cavalet. Obiettivo dell'incontro è di illustrare i progetti e le opportunità che si stanno sviluppando in questo contesto e come il nostro sistema associativo sta rispondendo. Seminario di aggiornamento per gli impiantisti venerdì 17 aprile alle ore 17:30 presso la sala riunioni di Confartigianato Belluno in piazzale Resistenza 8. Si parlerà di delega al terzo responsabile con il dottor Luca Bandiera. Se c'è una cosa alla quale non sappiamo rinunciare, nonostante i tempi economici attuali, è la ricerca del benessere psichico tramite la cura del nostro corpo. Ma la rete globale ci aggiorna talmente bene e in tempi così brevi che oggi la ricerca del benessere fisico, attraverso la frequentazione di un centro estetico, non basta più. Conosciamo il valore delle materie prime e grazie a internet sappiamo esattamente la storia di una casa cosmetica, ingredienti e lavorazione dei prodotti. Conosciamo il valore del biologico e orientiamo di conseguenza le nostre scelte. Ecco la testimonianza di un'artigiana per cui l'aggiornamento e la ricerca di supporti alla cura estetica è fondamentale. Per quanto riguarda l'aggiornamento è una parte integrante del nostro lavoro, per cui cerchiamo non solo la ricerca del benessere, ma abbiamo anche bisogno della ricerca di un supporto quale un prodotto che sia assolutamente efficace. Per questo noi abbiamo delle ditte che sono assolutamente al 100% biologiche, quindi lavoriamo molto sulle scadenze. Questo cosa vuol dire? Che
siccome adesso la gente è molto allergica, ha tantissime problematiche e quindi cerchiamo di avere un prodotto che ci permetta di lavorare anche proprio nelle pelli più sensibili, nelle pelli che hanno questo fattore di allergia, diciamo, e quindi abbiamo ricercato queste aziende che ci permettono di lavorare con dei prodotti naturali, free, quindi senza petrolati, senza metalli pesanti e che abbiano pochi conservanti, che sono quelli che creano delle problematiche maggiori, quali macchie, quali appunto allergie, quali sensibilizzazione alla pelle. Per questo lavoro con 2 aziende specifiche che hanno questi prodotti naturali e lavoriamo anche con le cellule istaminali, con degli embrioni vegetali proprio, quali non so, la gardenia, quale la cacia. Abbiamo un laboratorio a Ginevra che ci permette di darci queste cellule staminali e questo laboratorio preparato per darci questi prodotti assolutamente naturali e con dei bassi contenuti di conservanti. In questo servizio torniamo in un'azienda artigiana bellunese che si occupa di recupero e restauro di materiale in legno. Una scelta che ha permesso a questa falegnameria di migliorare di anno in anno la qualità del proprio lavoro attraverso una formazione costante ed approfondita. E dalla passione e conoscenza della materia prima, il legno, è nata anche una macchina in grado di neutralizzare i tarli di mobili, infissi, opere d'arte, ma anche da tutti quegli oggetti su cui questi coleotteri si annidano, si riproducono e si nutrono. Ma più che invenzione, in realtà la macchina già era in commercio da qualche anno nel settore del legno, però sono macchine particolari, molto grandi e molto difficili anche da muovere, molto difficili da portare nelle case dove c'è bisogno del trattamento. Quindi io ho studiato insieme al costruttore che ha fatto la gran parte del discorso, un macchinario più piccolo, più portatile, più versatile, più leggero, da poter usare anche nelle mansarde della gente, anche nella parte fissa della casa, senza comunque disturbare il caseggiato, senza dover togliere mobili particolari, senza dar fastidio alla gente. La macchina, ci sta poco a spiegare, è un microonde, quindi il microonde scalda l'acqua, scaldando l'acqua che c'è all'interno della trave scalda chiaramente la larva e le uova, che sono fatte particolarmente di acqua, il 70-75%, e vanno a seccarle, quindi scaldarle, togliendole totalmente di mezzo, in poche parole, ecco. Quindi qualsiasi persona che ha questo tipo di problematiche in casa può richiedere un intervento? Esatto. Qualsiasi persona può richiedere un intervento, si fanno dei preventivi chiaramente gratuiti e specifici, perché praticamente il preventivo va fatto bene, perché è una macchina che fa tot centimetri al minuto, quindi in base agli spessori, in base alle tipologie del legno, in base all'umidità va fatta la valutazione, e poi comunque si può agire in tutto, e non solo nel legno, anche in tele particolari, in quadri particolari, in libri antichi, tutto quello che può prendere delle tarme, il tappeto. La cosa importante è dove si va a agire e comunque uccidere le larve o infestanti, insomma. Il tutto avviene in una seduta? No, il tutto avviene in una seduta, nel senso che il lavoro è molto lungo, nel senso dipende quanta cosa c'è da trattare. Diciamo, se uno ha un sottotetto, chiaramente la macchina è molto lenta, non è che faccia conto che una travatura di 4 metri ci vogliono comunque un paio d'ore di trattamento, quindi dipende da questo, insomma. Poi il materiale da trattare è vario, gli spessori sono vari, l'umidità è varia, tutto va chiaramente preventivato e visto nel posto, in poche parole. Con il segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, e il presidente regionale di Confartigianato del Veneto, il bellunese Luigi Curto, intervenuti al meeting di Cortina in occasione della settimana per il 60° dell'Unione Artigiani Oggi Confartigianato Belluno, ritorniamo sui temi di attualità per l'artigianato e le piccole imprese. Di una novità che spero potremo salutare come tale a fine di settimana prossima. C'è la scadenza di una proroga dell'accordo di moratoria fra il sistema delle banche, l'ABI, rappresentato dall'ABI, e il sistema delle imprese, tra cui Confartigianato, poi ci sarà Confindustria, c'è tutta Rete Impresa Italia, sono tutti i sistemi di impresa. Stiamo negoziando su quel tavolo e spero entro pochi giorni possa trovare positiva conclusione
condizioni di facilitazione per l'accesso al credito da parte delle piccole imprese. Dove il credito si è fermato, bloccato spesso in questi anni terribili di crisi è stato proprio verso le piccole imprese. Spero che questo accordo possa facilitare un rifluire del credito anche per settori che sono oggi straordinariamente in crisi, come per prenderne uno su tutti, quello dell'edilizia. Il tentativo è proprio di aiutarci a interloquire con il mondo delle banche per fare arrivare più soldi alle piccole imprese. A livello regionale invece parliamo con il presidente di Confartigianato del Veneto, Luigi Curto. Guardi, ci sono oggi degli strumenti straordinari che vedono modificarsi l'attività di fare impresa artigiana. Innanzitutto la semplificazione, non ci sono più le commissioni provinciali dell'artigianato, quindi sarà molto più snello e più semplice potersi iscrivere al mondo dell'artigianato attraverso i singoli comuni o le comunità montane, attraverso il SUAP che è gestito dalle Camere di Commercio delle singole realtà venete. In più c'è da dire che oggi gli strumenti tecnologici vengono fortemente utilizzati nelle imprese artigiane, parlo delle stampanti 3D piuttosto che gli strumenti web, quindi l'e-commerce. Se è vero che un certo mondo porta dei dati significativi di crescita per quanto riguarda l'aspetto della internazionalizzazione, quindi dell'export, si può fare export anche attraverso l'e-commerce, producendo uno straordinario manufatto artigianale fatto, come dico io, con il cuore, con l'intelligenza e con le mani in qualsiasi parte del mondo con un semplice click. E dopo i servizi di approfondimento termina Impresa Diretta, che ritroverete settimana prossima su Telebelluno e Radio Belluno alla stessa ora e che potete seguire anche in rete nelle puntate che sono tutte visibili su YouTube nel canale di Confartigianato Imprese Belluno. Grazie per averci seguito.